Grazie davvero Presidente e buon lavoro. Grazie mille. Con la simbolica consegna delle chiavi da parte del sindaco Mario Conte al presidente del Calcio San Giuseppe, il campo del quartiere torna a rivivere e ad essere un punto di riferimento come lo era in passato. La struttura è intitolata a Fabio Artuso, grande appassionato di calcio che per anni ha calcato proprio questo terreno. A 8 anni a Fabio venne diagnosticato un sarcoma, da lì le cure, prima a Padova poi a Parigi, ma purtroppo il tumore si estese ai polmoni e a soli 13 anni il sorriso di Fabio si spense per sempre, ma non il suo ricordo mantenuto in vita attraverso i memorial a lui dedicati e inizialmente organizzati proprio sul campo di San Giuseppe. La struttura ora, grazie ad una collaborazione tra comune e società, tornerà ad aprire le proprie porte. Ci siamo ripartiti i lavori con la società e andremo in sinergia con un progetto unitario. Un po' faranno loro, quindi le demolizioni delle vecchie baracche eccetera, e un po' faremo noi. Per restituire a una società del quartiere, a cui teniamo molto, questo campo deve tornare a essere quello che era una volta, il crogiolo di tanti nuovi giocatori, chissà un domani anche un campione della Serie A. Grande l'emozione della mamma di Fabio nel rivedere il terreno sul quale il figlio ha mosso i primi passi dal calciatore riprendere vita. Per me vuol dire tornare a casa. Noi abbiamo chiuso un cerchio, siamo tornati a casa, perché questa è casa nostra, è casa di Fabio. Importante che il campo rimanga vivo, importante che rifacciano vivere Fabio, perché Fabio di sicuro rivive qui. È tanto vero che l'abbiamo cresciuto, è cresciuto con noi. Siamo partiti pulcini ed è diventato adulto. E molti degli attuali dirigenti del San Giuseppe Calcio a quei memorial dedicati a Fabio avevano preso parte come giocatori e oggi si ritrovano a ricordarlo nel modo migliore. Noi siamo cresciuti in questo campo, da quando eravamo ragazzi abbiamo giocato in questo campo, abbiamo fatto più di 20 anni in questo campo e veramente ci piangeva il cuore vederlo abbandonato ogni giorno. E la squadra del San Giuseppe è anche pronta a portare avanti l'iniziativa che guarda all'ambiente, ogni albero per ogni vittoria. Per ogni vittoria che abbiamo fatto nel campionato scorso abbiamo piantato un albero qui nel quartiere di San Giuseppe.